Dopo il caso degli istituti salvati a discapito soprattutto dei piccoli risparmiatori, anche dalla Marca arrivano indicazioni perché il Parlamento riveda la norma imposta dall'Europa, dove il risanamento degli istituti di credito viene fatto a discapito di tutti gli azionisti piccoli e grandi, ma anche dei correntisti con un deposito di almeno 100.000 euro. Un vero e proprio cortocircuito, secondo uno dei consulenti dei parlamentari che stanno preparando emendamenti e interrogazioni a Montecitorio. Infatti pochi sanno che non è legale tenersi i soldi a casa. Perché naturalmente le norme antiriciclaggio impongono che tutte le transazioni che passano attraverso le banche, il sistema bancario. Si calcola che proprio per evitare guai con le norme antiriciclaggio, almeno un quinto dei risparmiatori della Marca superino quota 100.000 euro in conto corrente, risparmiatori che ora potrebbero concorrere a ripianare i debiti della propria banca quanto gli azionisti. Come dire, obbligati a rischiare. Ecco perché bisogna ripensare la legge su contante e rischio bancario. Bisogna dotare i cittadini dei propri diritti. Uno si tiene i soldi a casa che ha guadagnato con tanti sacrifici senza darli al sistema bancario. Che legge ci vorrebbe? Una legge naturalmente che dia garanzia al cittadino che se deposita in una banca i suoi soldi sono sicuri, altrimenti è meglio che se li tenga a casa sotto il proprio rischio. E tra gli emendamenti c'è allo studio uno già soprannominato Veneto Banca, che prevede in caso di crisi bancaria l'azione di rivalsa immediata nei confronti del consiglio di amministrazione in carica. Il controllo di una banca spetta a molte istituzioni e naturalmente spetta soprattutto agli operatori principali che sono il consiglio di amministrazione. Chi ha mangiato sostanzialmente il patrimonio della banca deve rispondere e tutti gli azionisti devono essere garantiti.